togliermi tutto, ma non togliermi mai il sorriso. Io dico a voi, anzi a noi, sorridiamo, perché se sorridiamo la vita ci sorriderà. Buonasera a tutti i telespettatori di Sia TV e a tutti i radioascoltatori di Radio Amore. Stasera abbiamo il piacere di essere con una grande colonna portante del panorama partenopeo, ma non solo, della musica nazionale. Io sono molto emozionato, voi lo sapete, perché sono emozionatissimo. Stasera è qui con noi il grande Gigi Finizio. Grazie per il grande. Io penso che la grandezza di una persona innanzitutto sta nell'umiltà, quindi sono felice se tu mi chiami Gigi e basta. Grazie mille. Per tutti quanti anche. Io sono molto contento che tu ci hai dato questa immensa opportunità di essere qui stasera al Teatro Metropolitan dopo tanti anni, perché causa Covid doveva essere 2 anni fa, l'evento è stato rinviato, c'è il pienone, c'è il sold out. Questo è il mio piacere. Io non voglio, parlare della tua carriera artistica, perché quella è conosciuta a tutti, la sappiamo, però voglio un po', magari io insieme ai nostri telespettatori e ai tuoi fan, vogliono sapere chi è Gigi Finizio nella quotidianità. Gigi Finizio nella quotidianità, perché io penso che loro sappiano già tramite le canzoni e tutti gli anni che sono trascorsi, tutto il percorso di Gigi Finizio. Nella quotidianità è, come diceva il grande Totò, è un artista a servizio del pubblico, uno che canta le loro emozioni, che canta le loro storie, quindi una persona semplice che vive insieme a loro. Mamma mia, quanti siete? Mamma mia, che belli. Sapete quante volte ho sognato questo momento dopo 2 anni? Madonna mia. L'ho sognato, sì. Ebbene, sono passati 2 anni critici al buio, perché per un artista è il buio. Devo dire che in questi 2 anni sono successe un sacco di cose, al di là del fatto di aver cantato dai balconi, perché solo quello potevo cantare dai balconi, e però devo dire che abbiamo tentato di organizzare qui in Sicilia per 2 volte i concerti, un po' prima del lockdown, sia qui a Catania, e mi ricordo che io sono stato il primo ad andarci per di mezzo a questa situazione, perché purtroppo io glielo devo dire, non a causa mia e forse neanche a causa di chissà chi, ma a volte dell'incompetenza. Quando si organizzano dei concerti bisogna affidarsi sempre a delle persone specifiche del circuito, altrimenti ci va per di mezzo l'artista e anche il pubblico, e questo mi dispiace, perché sinceramente questo io ci tenevo tanto a dirlo, perché sono poi dovuto ritornare qui per ricollegare tutto. Non è giusto che un artista dopo 40 anni di costruzione, perché tante volte uno arriva nelle città, costruisce, ci rimette perché sa che il pubblico lo sostiene da una vita, c'è una storia dietro, fatta di canzoni, di emozioni, di filo conduttore insieme al pubblico, e poi arriva una cosa, uno, e ti butti giù il palazzo, non è proprio possibile. E allora io per questo sono venuto qui a Catania, per incontrare di nuovo voi, nonostante tutto quello che è successo, perché lo meritate. E devo dire una cosa, in questo tempo che è trascorso, l'unico mio pensiero, anzi una sola frase mi frullava nel cuore, nell'anima, ma soprattutto nella mente, mi tormentava, ed era: io torno. Com'è stato per te, perché secondo me hai fatto tanto nella tua carriera, però soprattutto un cantante, non del popolino, però un cantante che inizia in umile origine, arrivare su palchi importanti, arrivare a duettare con Giorgia, con Claudio Baglioni, al Festival di Sanremo, con Pippo Baudo, che ha voluto fortemente la tua partecipazione con il brano di Curia Vasà insieme a Giorgia. Cos'è stato per te in quel momento vivere quell'emozione lì? Queste sono quelle piccole chicche che ti premiano. Io devo dire che il pubblico, come dicevi tu prima, io insieme a loro sono nato da un quartiere popolare di Napoli, ho approfondito piano piano la mia storia nelle canzoni classiche napoletane, voglio dire,
e poi nel cantautorato, fino a decidere un giorno di varcare quella soglia del palcoscenico del Festival di Sanremo, e grazie a Pippo Baudo mi sono ritrovato nella platea di un pubblico nazionale e oggi internazionale. Certo. Devo dire che è la musica il segreto di tutto, e la magia della musica è come dire, è l'indole tua, che quando hai qualche cosa in più ti porta agli incontri importanti, quello di Giorgia, quello di Baglioni, quello di Lucio Dalla, insomma. Certo. E il piacere di fare musica e di contaminarti è quella cosa che ti premia. Ma se soltanto poi tu fai così, ma se soltanto poi tu fai così, un consiglio che tu vuoi dare a tutti questi giovani che oggi magari intraprendono la vita artistica? È vero che la musica nasce dentro se stessi e matura con se stessi, però l'importante è approfondire poi con lo studio tutta questa materia che diventa ancora più grande, ancora più immensa. E anche se oggi questa cosa un po' si è persa con tutti questi tempi, si è perso un po' lo studio, magari oggi dici sì, a me piace la musica, amo la musica, allora mi butto, vediamo quel che nasce, però come consiglio un grande artista come Gigi, prima studiamo e prepariamoci. Gigi, non ti rubo più altro tempo, per noi è stato veramente un piacere, una forte emozione, noi saremo qui veramente a riprendere il tutto. Grazie. E voglio fortemente che tu saluti tutti i telespettatori di Siete Pochi, chiedono giorno dopo giorno sempre le canzoni. Io vi abbraccio, e un abbraccio soprattutto e un bacio forte a tutti i telespettatori di Siete Pochi. E di Radio Amore. Ciao. In vostra presenza fammi dedicare a me. Rocco, te la meriti questa canzone. Che la cantiamo io e il pubblico. Mi tiene ancora che lo pianoforte che scetava notte prima da dormire. Quando creatura cominciava a cuore già cercava musica. E te cuccani danno niente no, ne fate io lo so che finisce così, lo so che va a finire così in questa canzone, mi sono abituato, seduto sulla riga, di questa mia coscienza la rincorrere, a quanti dei giorni ho preso le esperienze della vita, somiglia ad un gabbiano. Perché verso l'orizzonte abbraccia il cielo che sopra di me, che fonda dentro lo scenario di un tramonto. Io che ce lo sai, nutrivo la speranza che la tua pelle fosse solamente mia. Tu invece programmavi un'avventura, un'altra storia senza me. E il tuo profumo mi va più via dalle lenzuola.